Tanto coraggio contraddistingue gli artigiani veneti, in particolare i giovani. Coraggio che si è concretizzato nel meeting annuale del gruppo giovani di Confartigianato Veneto. Il ritrovo è stato l'occasione per riflettere sul lavoro di artigiano in relazione al momento economico attuale. In poche parole si sono messi in discussione, domandandosi se ha ancora senso intraprendere e continuare questa carriera. I dati purtroppo vedono un autunno tendenzialmente caldo. Noi continuiamo ad essere positivi, nel senso che siamo convinti di dover ripartire con l'economia del territorio, però oggi, come vedete, siamo qui per una riflessione. Ci stiamo chiedendo se tutto ciò ha un senso, ci stiamo chiedendo se dall'altra parte, quindi la politica, il mondo, praticamente quello che alla fine poi crea e fa le leggi che poi ci mettono in difficoltà, ci stiamo chiedendo: ma tutto ciò ha un senso? Vale ancora la pena fare quello che facciamo, visto che lo stiamo facendo da molti anni? Allora noi ci siamo, perché siamo sempre disposti al lavoro, noi lavoriamo dal mattino fino alla sera, noi siamo lì a fare anche da ammortizzatori sociali ai nostri dipendenti, perché siamo fatti così, però è ora secondo me di capire che abbiamo bisogno di avere un riconoscimento e il riconoscimento deve ripartire dal tessuto, quindi dobbiamo far sì che l'economia riparta con l'aiuto di tutti. Beh, la situazione è certamente delicata, ricercare i valori oggi significa trovare una nuova strada per uscire da questa crisi e per tentare di dare una risposta non solo economica ma anche una risposta sociale a quello che è il nuovo modello dell'economia, il nuovo modello della società, e che questa risposta, questa iniziativa parta proprio dai giovani significa che c'è una lungimiranza, c'è una prospettiva. Ma come spesso insegna la storia, per guardare al futuro bisogna voltarsi indietro, ed è quello che hanno fatto i giovani imprenditori veneti. Valori Cerca sia il titolo del meeting che intende riscoprire quelli che sono i valori fondamentali del mestiere dell'artigiano, che hanno reso questa figura professionale uno dei pilastri dell'economia italiana e veneta in particolare. Sì, questo è stato un titolo un po' provocatorio. Abbiamo voluto fermarci un momento, creare un momento di riflessione rispetto ai nostri valori. E noi ne siamo convinti, vogliamo uscire da questo convegno con la convinzione che i valori che ci portano a guidare le nostre imprese sono quelle che hanno tenuto il sistema e terranno ancora in piedi questo paese. In questi anni le imprese si sono ristrutturate, hanno capito una logica di un mondo che è cambiato, chi è rimasto più indietro è la nostra pubblica amministrazione e non si può continuare a difendere una rendita della pubblica amministrazione e lavorare. Dobbiamo ridurre molto il peso della burocrazia. Oggi in Italia c'è questo grande dibattito sulla produttività. Io sono convinto che il fattore che pesa di più sulla mancata produttività dell'Italia è la burocrazia, perché quando su un'impresa almeno il 10% dei dipendenti deve essere dedicato alla burocrazia, è chiaro che la produttività scende. Togliamo il peso della burocrazia come negli altri paesi europei e vedremo che la nostra produttività schizza